Ti ho fatto i pipetti a Carlo Fortina. Pipetti alla Carlo Fortina. Ora ti faccio te consolo. Un piatto saldo. Saldo. Sabato. I saldi sanno pure mangiare buono. Favorito, capo consolato. Zia Teresa, Salvatore, buongiorno. ciao. Sempre qua, vicino a me stai, sempre. Sempre vicino a voi, Zia Sempre. Teresa. E cosa prepariamo di buono oggi? Sabato, mo devi fare un pranzo saldo. Un piatto saldo. Bellissimo. E che piatto è? Pipette a Carlo Fortina. Le pipette alla Carlo Fortina. Sì. Mai sentite? Un piatto saldo? E voi l'avete mai fatte? No. Ah, la prima volta che... L'ho vista e lo voglio fare anch'io. Quindi vi ci inventate Però lo la faccio a prima modo volta. mio. A modo vostro. Se qualcuno dice che non è così, me lo dico. Quindi se c'è qualche persona sarda E nei dice che non è commenti così, me lo dicono. ci dà qualche consiglio e così la prossima volta la miglioriamo. Ma lo faccio come l'ho visto. A modo vostro. A modo mio. Ecco qua, Sabato. Mettiamo pomodori gialli e pomodori rossi. Per dare un po' di colore in più. Sì. Quindi andiamo a tagliare i nostri L'ho pomodorini. sciacquati. Già sciacquati. Già sciacquati. Ho acceso Sotto la pentola. Mettiamo l'olio. Olio extravergine d'oliva. Sì. Un po' che A abbondante. sentimento. Poi mettiamo un po' di cipolla. Oggi facciamo una dose abbondante perché mezzo chilo di pasta, giusto zia? Sì. Siamo più persone. Vengono anche i nipoti. Cipolla Ecco qua. tagliuzzata finemente in pentola nell'olio extravergine. Guarda come si sta soffrendo bene, Facciamo soffriggere un po' la cipolla. Ecco. Ah, e che bello odore Bella, di eh? cipolla. E buttiamo i pomodorini, metà giallo e metà rosso. Che bei colori, guardate. Ecco qua. E facciamo 10 minuti. Li facciamo cuocere 10 minuti. 10 minuti. Mettiamo il sale. Sì. Sale sui nostri pomodorini in Ecco padella. E lasciamo E cuocere. lasciamo cuocere. Saranno ammorbiditi. La pentola l'ho messa, aspettiamo che... Abbiamo messo anche la pentola con l'acqua. Ecco Aspettiamo che bolle. Andiamo a buttare i pipetti. Vedi? Caliamo le nostre pipette nell'acqua che bolle. Poi mettiamo un po' di sale. Saliamo l'acqua. Ecco qua. Siete messi a fare vedere i pomodorini a che stanno. Ecco qua. Guarda, mi so bene, Si stanno guarda. ammorbidendo per bene. Bene. A Guarda. fiamma bassa. Sabato, ecco qua. Mettiamo il tonno. Tonno. Ecco qua. Quelli che sono due scatolette, 2 120 scatolette, grammi. sì. 2 scatolette di tonno. Quasi a fine cottura perché non c'è Sì, bisogno che si no. cuocia. E poi mettiamo un'altra novità. Un'altra novità. Sì. Che novità è, zia? Vediamo, Ecco vediamo. qua, guarda c'è una cosa nuova. Mettiamo un po' di pesto. Pesto? Quindi pomodorini gialli e Sì. rossi. Tonno, cipolla E pesto. e pesto. Poi mettiamo la pasta e lo buttiamo dentro. Aspettiamo la cottura della pasta, E ti che faccio ormai vedere- è quasi E pronta. ti faccio che sapore dentro. Vediamo. Questo è al dente. Ecco qua. Caliamo la pasta al dente dentro il nostro sugo. Ecco qua. Abbiamo fatto una cosa nuova oggi, Oggi è zia. nuova. Vediamo come Ma mangiamo pasta salda. andiamo a girare Ecco, vedi? la nostra pasta in padella, Ecco qua. le nostre pipette. Ora faccio vedere che bello sapore. Sabato, ti ho fatto i pipetti a Carlo Fortina. Pipette alla Carlo Fortina. Ora ti faccio te consolo. Un piatto saldo. Saldo. I saldi sanno pure mangiare buono. Favorito, capo consolato.